Presidente Serracchiani, dopo l'incendio di novembre, oggi si inaugura una struttura che mantiene posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia. Un grazie va detto prima di tutto al mondo della cooperazione. Questo è veramente un successo della cooperazione del Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Vanno ringraziate Astercoop, Centrale Adriatica, Alleanza 3.0. Dopo l'incendio c'era davvero il rischio, e tante altre aziende avrebbero preso quella decisione, di chiudere e mandare i lavoratori in giro per l'Italia o semplicemente perdere posti di lavoro e chiudere questo magazzino così importante per i tanti negozi che venivano serviti. Qui la scelta è stata diversa, si è creata una sinergia importante. Oggi alle mie spalle c'è il capannone che permette di ritornare a fare magazzino qua in Friuli Venezia Giulia per tutti i negozi del Friuli Venezia Giulia e per una parte del Veneto. L'obiettivo in futuro, anche per aiutare i lavoratori e le lavoratrici che comunque erano nel sito di San Vito al Tagliamento, è sperare che si possa riattivare quel sito. E comunque il messaggio di oggi importante è che i posti di lavoro, il magazzino sono rimasti in Friuli Venezia Giulia.